La superstrada pedemontana veneta è già in perdita, 24 milioni il buco nel 2023 e nel frattempo Lady Pedemontana, Elisabetta Pellegrini, va a Roma con Salvini. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è venerdì 18 novembre 2022. La prima notizia del giorno riguarda il buco nero della Pedemontana, 54 milioni di euro dalla regione, titola il Corriere del Veneto di oggi. I soldi dai pedaggi per ora non bastano, accantonamenti in bilancio regionale, quindi per i prossimi 3 anni. Il governo nel frattempo sblocca l'iter per la terza corsia sulla 13. Ma vediamo la vicenda della superstrada pedemontana veneta, un'opera fortemente voluta dal presidente Zaia che rischia ora di pesare come un macigno sui conti della regione. E allora vediamo che la giunta regionale sta predisponendo ulteriori stanziamenti per il pagamento della pedemontana veneta, che già oggi prevede il versamento al consorzio SIS, il costruttore, di 150 milioni di euro l'anno. Si tratta di 53,8 milioni di euro aggiuntivi da accantonare in bilancio dal 2023 al 2025, come emerso ieri nel corso dell'audizione in commissione regionale. Gli ulteriori fondi si spiegano con gli introiti dai pedaggi, finora insufficienti anche perché l'opera non è del tutto completata. Ma sulla questione dei pedaggi e soprattutto sui flussi di traffico previsti e poi che realmente si verificano e soprattutto che si verificheranno sulla superstrada, c'è una querelle ormai vecchia di anni. La regione ha basato tutto lo studio di fattibilità su flussi di traffico che, secondo vari comitati, ma secondo anche alcune osservazioni della Corte dei Conti, sarebbero un po' troppo ottimisti. E naturalmente, se il traffico non sarà ai livelli previsti, allora i pedaggi non riusciranno probabilmente a ripagare l'investimento. Queste sono tutte supposizioni, quello che c'è di certo però è la notizia sui quotidiani di oggi. Allora leggiamo anche il Gazzettino: Pedemontana in perdita di 24 milioni di euro già nel 2023 e Pellegrini va a Roma. Apriamo questa parentesi: di chi si tratta? Elisabetta Pellegrini, attuale direttore del settore infrastrutture della regione Veneto, quindi la persona che è stata a capo in questi anni del progetto Pedemontana, è stata scelta ora per guidare la struttura tecnica di missione del Ministero delle Infrastrutture guidato da Matteo Salvini. Quindi Pellegrini saluta Zaia dopo tanti anni e va a Roma con Salvini. Ma torniamo al buco, al maxi buco della superstrada pedemontana veneta, che resta tutto qui in regione. Una perdita secca di 24 milioni di euro già l'anno prossimo, poi altri 15 milioni e 7 nel 2024 e 14,1 milioni di euro nel 2025. Queste le previsioni, in tutto oltre 50 milioni di buco nel triennio, perché le entrate da pedaggio non saranno sufficienti a coprire i costi, a partire dalla corresponsione del canone di disponibilità che la regione deve pagare al concessionario, cioè alla società SIS. Tutto questo è scritto nel bilancio di previsione della regione Veneto, attualmente in discussione nelle commissioni a Palazzo Ferrofini. L'articolo di Alda Vanzan sul Gazzettino di oggi comincia così. E allora vediamo le reazioni politiche sui quotidiani del gruppo Gedi. Parla Andrea Zanoni del Partito Democratico, consigliere regionale. Pedemontana opera vampiro, la definisce così il consigliere d'opposizione. A bilancio appunto già 54 milioni di euro di rosso, infrastrutture a ostacoli. La regione ha messo nero su bianco le perdite previste nel prossimo triennio per traffico carente. Questi i titoli dei quotidiani del gruppo Gedi. Ma vediamo le dichiarazioni del Partito Democratico. Cominciano i prelievi dalle tasche dei cittadini per i mancati
introiti, la Pedemontana si dimostra e si conferma come grande opera vampiro a livello nazionale. Queste le parole di Andrea Zanoni, consigliere regionale del PD. Dopo i 300 milioni imposti da Zaia nel 2017 con conseguenti tagli soprattutto a danno della sanità veneta, adesso arriva un'altra mazzata da 54 milioni di euro a causa delle previsioni sugli insufficienti introiti derivati dai pedaggi. E allora, in sintesi, i veneti, secondo Zanoni, sarebbero cornuti e mazziati per questo salasso, un motivo in più per bocciare questo bilancio consuntivo, dice Zanoni, o almeno così leggiamo sui quotidiani del gruppo Gedi. In realtà si tratta di un bilancio di previsione naturalmente per i prossimi 3 anni. Da sottolineare che mentre la regione ci rimette per il meccanismo dei canoni e dei pedaggi non sufficienti, a guadagnarci sicuramente è senz'altro il privato, che ogni anno riceve dalla regione una somma pattuita appunto di 150 milioni di euro, un canone che durerà per 39 anni, tanta la durata della concessione a favore appunto del consorzio SIS. Un meccanismo perverso, quello che era nato come un project financing ed è diventato qualcos'altro. Il privato, la Superstrada Pedemontana Veneta SPA, ha realizzato l'opera investendo di suo 2,26 miliardi di euro, ma contando già alla partenza anche su un contributo pubblico di 935 milioni di euro. In cambio gestirà appunto la Superstrada a pagamento per 39 anni e riceverà un canone annuo dalla regione. Quest'ultima incasserà i soldi dei pedaggi, quindi il rischio di impresa, chiamiamolo così, ricade tutto sulle spalle della regione. Se i pedaggi non saranno all'altezza dei costi, a rimetterci saranno i cittadini, i contribuenti veneti, e questo sta già succedendo. A bilancio ci sono già 53 milioni di euro di rosso. Allora, questo per quanto riguarda il buco nero della Pedemontana, o l'opera vampiro, la maxi opera vampiro come è stata definita dal Partito Democratico. Proseguiamo con la rassegna stampa di oggi e vediamo subito una notizia che arriva da Roma, ma riguarda il Veneto. Mentre i problemi reali aumentano, si moltiplicano a partire appunto dal buco di bilancio generato dalla Pedemontana, c'è chi cerca in qualche modo di sviare l'attenzione pubblica con proposte che l'opposizione definisce folcloristiche. E allora leggiamo la notizia che sarebbe magari anche interessante in un periodo che non fosse di tale crisi, e invece una proposta che sembra provenire da un altro pianeta. Bitonci, proposta di legge, il Veneto insegnato a scuola e programmi in radio e TV. Insomma, una proposta di legge per l'insegnamento del dialetto che arriva dal sottosegretario leghista Massimo Bitonci, sottosegretario appunto alle imprese, allo sviluppo economico. Evidentemente l'economia italiana ha bisogno dell'insegnamento del dialetto a scuola. Leggiamo sul Gazzettino di oggi: il sottosegretario leghista rilancia la questione linguistica, insegnamento a partire dalla scuola materna addirittura. Manzi del Partito Democratico definisce la proposta un elemento di folklore. L'istruzione, dice appunto Irene Manzi, responsabile scuola del Partito Democratico, ha bisogno di investimenti e prospettiva, non certo di folklore ad uso e consumo del proprio elettorato. Intendono l'autonomia differenziata in questo modo? Chiede il Partito Democratico. Vediamo la notizia anche sui quotidiani del gruppo Gedi. Lega alla carica con la legge sul dialetto, sia insegnato a scuola e diffuso in TV. Bitonci primo firmatario, riguarda l'identità culturale, nessuno deve permettersi di banalizzare, e per carità nessuno, sicuramente ne siamo certi, banalizzerà la proposta, ma è anche legittimo pensare che il sottosegretario allo sviluppo economico
abbia altro da fare e qualcuno insomma da lui potrebbe aspettarsi altro tipo di contributo. Vedremo come si svilupperà il dibattito. Nel frattempo c'è già chi ha preso sul serio la proposta di Massimo Bitonci ed è Andrea Pennacchi, l'attore noto per il personaggio del Poiana, che risponde con un'intervista sempre sui quotidiani del gruppo Gedi, risponde appunto seriamente alla proposta di legge di Bitonci e dice: non ingabbiate questa lingua. Secondo Pennacchi, insegnando il veneto in classe si rischia di farlo odiare. Sento ragazzi di seconda generazione che ora parlano una sorta di afroveneto, la parola è sporca, se un dialetto è parlato vive ogni giorno, non ha bisogno di entrare nella didattica, spiega Pennacchi, vero esperto di dialetto veneto naturalmente, tanto che la intervista si svolge all'interno di una osteria. Dice: sono appena uscito però dall'Università di Padova, come diceva Brecht al tempo di Shakespeare, l'osteria controllava l'università e viceversa. Oggi forse le cose sono cambiate, ma noi voltiamo pagina e proseguiamo con la rassegna stampa di oggi. Gay contro natura, dopo 27 anni di battaglie il voto di Verona cancella le emozioni della vergogna. Siamo appunto a Verona che finalmente volta pagina, anche se ci sono voluti 27 anni. Il Consiglio Comunale di Verona ieri ha deciso di cancellare 3 mozioni approvate nel lontano, ma non poi così lontano, 1995, tutte chiaramente in contrasto con le norme internazionali contro l'omofobia. In questi 27 anni si era tentato almeno una decina di volte di rimediare senza mai riuscirci. E allora cosa dicevano quelle mozioni votate tra l'aprile e il giugno 1995? L'idea di appartenenza era venuta dai promotori Lega e Alleanza Nazionale, il partito che oggi sostanzialmente si chiama Fratelli d'Italia, ma anche i dirigenti del Partito Popolare Italiano, l'antenato di Forza Italia e anche di una parte del Partito Democratico. L'idea appunto di questi promotori era in qualche modo di contrastare un provvedimento, sempre una mozione approvata dal Parlamento europeo, che un anno prima aveva invitato gli stati della UE a portare a termine le discriminazioni contro gli omosessuali, concedendo alle coppie omosessuali gli stessi diritti concessi alle coppie etero. Apriti cielo, nella bella Verona quell'invito, oggi dato quasi per scontato, scatenò un pandemonio. E allora leggiamo alcune delle dichiarazioni dell'epoca, ricordando che parliamo di nemmeno 30 anni fa, e abbiamo allora un tale Bertozzo: se i gay vogliono diritti devono accettare di farsi capponi. Bottoli diceva: meglio che la donna torni alla sua vocazione naturale, che è quella di tutti gli animali. Carletti diceva sì a interventi terapeutici adeguati, ma niente confusione tra ciò che è normale e ciò che è anormale. 21 voti a favore per la mozione appunto del 95, primo firmatario il consigliere Spiazzi del Partito Popolare Italiano, i contrari furono soltanto 6 e 11 gli astenuti. Le mozioni approvate nel 95 contribuirono alla fama della città nera di Verona. Oggi, anzi ieri, finalmente il Consiglio Comunale ha chiuso questa pagina ripulendo il volto della città. Naturalmente si sa, le mozioni sono fogli di carta e poi quello che conta sono i fatti e come veramente cambia da un lato il pensiero, la sensibilità dell'opinione pubblica e dall'altro l'azione delle pubbliche amministrazioni. Chiudiamo questa puntata con alcune notizie flash. La prima dai quotidiani del gruppo Gedi: Veneto, licenziamenti in crescita, il mercato del lavoro è in frenata, occupazione quindi nella morsa, a ottobre persi 22.000 posti di lavoro, terzo mese di fila con saldo negativo, raggiunta la quota di quasi 113.000 disoccupati in Veneto. Nel dettaglio provinciale, Venezia e Verona subiscono le perdite maggiori, quasi 10.000 posti di lavoro bruciati a Venezia. Soltanto
nel mese di ottobre. L'assessore regionale al lavoro Donazzan parla di segnali evidenti, ma bene i contratti a tempo indeterminato. Altra notizia sul giornale di Vicenza di oggi: oltre 25.000 le persone con problemi di dipendenza in Veneto. L'assessora regionale Manuela Lanzarin a Vicenza per un convegno. La realtà sta evolvendo tra nuove sostanze, età sempre più basse e altre modalità di assunzione. Non c'è solo la tossicodipendenza, naturalmente, o la dipendenza da sostanze, ci sono anche 1.500 persone affette da disturbi da gioco d'azzardo presi in carico dai servizi sociosanitari del Veneto. Infine, l'ultima notizia riguarda la querelle sui medici di base, che in questi giorni ha visto scontrarsi il Partito Democratico regionale e la Giunta Zaia, quindi l'amministrazione regionale. Risponde oggi il capogruppo del PD Giacomo Possamai alle dichiarazioni di ieri, ne abbiamo parlato nella puntata di Sveglia Veneto, dell'assessora Lanzarin, e parla di una carenza di medici di base che nasce prima del 2018 e all'epoca la Giunta Zaia non fece nulla. Il gruppo del PD in Consiglio regionale quindi torna all'attacco sulle carenze dei medici di medicina generale. Prima di quell'anno si potevano chiedere più borse di studio, la regione non l'ha fatto, e Possamai parla anche di calcoli ottimistici per annacquare la portata dell'emergenza. Prendiamo atto che l'assessora Lanzarin e il direttore generale Flor non hanno smentito i dati emersi dalla nostra ricerca sulla carenza dei medici di famiglia in Veneto, ma questo non ci esime dal rilevare che il loro tentativo di annacquare la portata dell'emergenza, fornendo una lettura sulle prospettive dell'immediato futuro che sono viziate da interpretazioni quantomeno forzate della realtà. Fanno i conti poi di nuovo sui numeri citati ieri dalla Giunta, i numeri dei medici di base che secondo i consiglieri del PD verrebbero contati 2 volte. L'annuncio che ci sarebbe la disponibilità di circa 250 medici per ridurre le zone carenti, l'annuncio di Lanzarin, che però omette di dire che questo numero non è aggiuntivo rispetto a quello dei medici che stanno seguendo i corsi triennali di formazione in medicina generale. Quindi, secondo il Partito Democratico, questi medici sarebbero già conteggiati per rimpiazzare i futuri pensionamenti. A quanto pare, quindi, i medici in formazione in Regione Veneto sono come gli aerei di Mussolini, li spostano da una parte all'altra, ma sono sempre quelli. Questa è la presa di posizione del Partito Democratico in Consiglio regionale del Veneto. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata e un buon fine settimana.